Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com, come state? State bene? Qui benissimo, questa sera ha fatto fresco quindi si è dormito alla grande e adesso andiamo come al solito a parlare di scacchi. Oggi facciamo i guardoni, andiamo a guardare all'interno di questo sito, guarda c'è proprio scritto qui, guarda, partita in corso e commenteremo alcune partite. Prendiamo le partite non troppo veloci, quindi andiamo su Rapid e vediamo questa che sta appena iniziando, 2002 contro 2100. Bella. Apertura reti. Apertura reti. C5. Vediamo in che cosa si trasformerà, perché spesso e volentieri questa apertura si trasforma in altre cose. G3. Vediamo che impianto vuole utilizzare il bianco. Se fianchetta subito, se fa D4, C4, chi lo sa. O si trasforma in un inglese variante simmetrica, secondo me. Ecco, sì, in inglese variante simmetrica. Cavallo C3, cavallo C6. Simmetrico tutto. Ok, D3. Attenzione! Rompe la simmetria. Rompe la simmetria. H3, ok, questa è un'altra mossa di routine per controllare queste varie entrate, va bene. Poi per consolidare solitamente si mette anche il re in H2. Ok, il bianco vuole sviluppare l'alfiere in fianchetto, quindi doppio fianchetto per il bianco. Re H2 va fatto. A6, B5 vuole giocare il nero cercando di irrompere su questa catena di pedoni. Attenzione, si minaccia l'avanzata col doppio, cattura. Questa è bella, eh? Questa è interessante. Se ora il nero cattura di pedone e il bianco ha un grande centro. Se fossi il nero non catturerei. Vediamo un po' come si potrebbe risolvere questa situazione. C'è comunque un alfiere sotto. Cattura di donna. Interessante. Cattura di donna. Adesso si minacciano eventuali scoperte di cavallo con l'alfiere che attacca su lunga questa diagonale. Vediamo un attimino qui il nero come decide di giocarla. Tra l'altro adesso la donna attacca qui. Quindi mi sa che la scoperta non si può fare subito. In realtà si può fare subito sì. Anzi, con cavallo D5 si guadagna un pezzo. Si guadagna il pezzo su C3. Non c'è neanche da pensarci. Eh sì, ha perso la donna. No, non potevi perdere la donna. Ok. Cavoli, il bianco ha preferito dare la donna piuttosto che perdere un pezzo. Che scelta strana. Tra l'altro il bianco si chiama Papa Francisco. Solo che sapesse giocare anche a scacchi. F6. Vabbè, la partita è piuttosto andata, però ormai la finiamo di vedere tutta. Adesso, ok. E il nero deve far valere la propria donna, deve iniziare a farlo uscire in qualche diagonale bella, no? Per iniziare a dare valenza. Perché se no... Ok, va bene, donna B6 seguita dopo, va benissimo. E bisogna far uscire questa torre da qui. L'ideale secondo me sarebbe metterla su C. Il bianco giustamente donna B6 scacco. Ci vuole la donna B6. Comunque dopo la analizziamo assieme, È stata una partita abbastanza tranquilla, se non fosse per quella svista lì da parte del bianco. Donna C8, con l'idea di venire qui a attaccare, fare un doppio attacco. Oggi il bianco mi sa che non è in forma, Il bianco non è in forma, non ne sta vedendo una, è abbandonato. Mi dispiace ragazzi, non analizziamo perché c'è poco da analizzare, però mi dispiace che non le ha viste, peccato. Guardiamocene un'altra, va? Partita in corso. Andiamo sempre su Rapid, vediamo una che è appena iniziata. Questa sta qui, 2045 contro 2030. Ok, di 4 e 6. Cavolo, F3, D5. London System, E3 o C3. Sistema Londra ragazzi, ok, D6 è una mossa corretta. Ok, questo tipo di difesa non l'ho mai vista. Vediamo che cosa si inventa il nero. Il nero gioca a quanto pare
un difesa olandese con tutti questi pedoni, difesa olandese variante della Stonewall in particolare, cioè ovvero questo muro di pietra. Non so se sia la più efficace contro il sistema Londra, onestamente, però stiamo a vedere. Addirittura, addirittura, che mosse strane, ragazzi, mosse strane. Vediamo come andrà. Sicuramente è una partita col centro chiuso, quindi sarà molto lenta come partita, non ci saranno super sacrifici o cose varie, però adesso vediamo come va. Ok, io catturerei onestamente, bravo. Ok, adesso il bianco si trova con un alfiere che diciamo è cattivo perché non può andare da nessuna parte, mentre il nero ha un alfiere diciamo un po' più buono perché si muove sulle case scure, anche se le case scure, come puoi vedere, sono ben controllate dall'avversario. Vediamo un po' cosa succede. Che piani più che altro inventarsi, perché in questo tipo di posizioni il vero problema è che piano di gioco mi invento, perché una volta che ho tolto i pezzi, eccetera, che cosa faccio? Vediamo un po'. Adesso tocca al bianco intanto. Ah, perché ho sempre la scacchiera ruotata dalla parte del nero? Non si sa. Va bene. Va bene così. Posso ruotarla? No, vabbè, ormai la lasciamo così. Ok, C4. Ovviamente il nero non può catturare, altrimenti indebolisce la propria struttura pedonale, deve aspettare che sia il bianco a catturare o eventualmente a spingere. Se il bianco spinge va in vantaggio di spazio sull'ala di donna. Ok, giusta questa cattura. Si è aperta la colonna C. Adesso si giocherà probabilmente tutto sulla colonna C, si piazzeranno le torri. Esatto, alfiere di 7 per piazzare anche le proprie torri. Ok, qui ci sarà un raddoppio di torri probabilmente. Torre C2, torre C1. Il cavallo vuole piazzarsi qui, ma non è un problema, esatto, c'è B6. Attenzione che B6 ha permesso alfiere, no, questa andava giocata con cautela. Questo alfiere è fortissimo perché controlla la casa C8, impedendo alla donna e alla torre di andare su C8. Per fortuna ci sono questi due alfieri. Gli alfieri affiancati, ragazzi, sono fortissimi perché controllano, guardate quante case, cioè nessuno può venire qui. Questa è la potenza degli alfieri affiancati. Se potete, mettete sempre gli alfieri vicini fra di loro perché sono potentissimi e infatti per fortuna controllano qui. Questo alfiere è veramente forte, impedisce alla torre nera di giocare. Vediamo come si evolverà la situation. Vediamo se evolverà la situation. Ora tocca al bianco che non può sfruttare questa colonna, deve inventarsi qualcosa. Il cavallo deve essere probabilmente riposizionato perché non ha case dove andare. Si potrebbe pensare a manovre strane, ok? Giustamente cercando di cambiare l'alfiere. Ok, ci può stare, non lo so se è giusta, non lo so se è giusta. No, infatti, non è giusta perché ha permesso questo. Non è giusto. Ok, si cambia tutto, ok, e si arriva in un finale di cavallo contro alfiere. Ovviamente ci sono le donne sulla scacchiera, donna A4 sembra essere la posizione migliore per la donna che controlla. Ah, toccava al bianco, sorry. Toccava al bianco. Attenzione, bisogna controllare sempre bene le case di entrata. Una partita molto difficile. Il bianco ha dei pedoni doppiati, non potrà mai spingere il pedone F. Sì che potrà, sì che può invece. No, non può, altrimenti perde questo pedone, quindi ci vuole prima un re H2 o qualcosa. Ok, il nero continua a fare pressione su questi pedoni. Sai che non li cambierei? Perché se il cavallo ti entra dentro è abbastanza alla fine. Io piuttosto spingerei donna 4, donna C8, ti attacca qua. Tu attacchi lì. Donna C8, donna qui. No, non può fare donna C8 perché sennò sto cavallo è perso.
Questo cavallo è perso e adesso si va in vantaggio di un pedone. Cattura di donna. Spinta di pedone. Eh sì, qui si perde. Sì, e qui si perde la regina. Ragazzi, perché? Ma sapete perché mi fanno morire? Perché fanno partite a 10 minuti e poi giocano lampo. Cioè, il nero ha usato 2 minuti del suo tempo. Ma cacchio, state giocando a 10 minuti. Usateli questi 10 minuti. No, e invece no. E invece no. Andiamo veloci. Fammi analizzare un attimino. Allora, ok, va bene, va bene, va bene, va bene. Ecco, questa donna e 7 come me la vede? Donna e 7 aumenta il vantaggio del bianco, come potevo immaginare. Ok, ok, va bene, fin qui penso che non ci siano problemi. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Ecco, infatti qui su questa, come consiglia il computer, io avrei giocato H6 G5, giusto per essere cattivi totalmente. Donna e 8, cambio. Questa è buona, sì, è buona, giusto. È buona, è buona, è buona. Catturo sul cavallo, ok. Qui consiglia donna H5. Donna H5 è una manovra tipica della Stonewall, ma sai che non l'avrei giocata perché infatti ora non la consiglia più. Più che altro perché non si sa come puoi sfruttare questa donna in H5. Boh. C4, ok, cattura qui. Addirittura qui consigliava la cattura con il pedone in E. La cattura invece la cattura col pedone C. Wow, si perde tutto il vantaggio. Cioè, da -2 a situazione di completa parità 0-0. E senti un po', e perché tu mi consigli la cattura con il pedone in E? Adesso lo scopriamo insieme, ragazzi. Perché, ok, con la cattura del pedone C, posizione chiusa, colonna C aperta. Cosa cambia se io ti catturo con questo pedone? Ok, controllo questa casa E5, quindi non puoi entrare col cavallo né nulla. Quindi sei un po' paralizzato, l'unica cosa che puoi fare è il classico attacco di minoranza, B4, B5, cercando di sfondare questo pedone qui. E ok, sono d'accordo. E dopo B4, alfiere di 7, torre F6, wow, ah, ti lanci proprio attacchi in questo modo. Cavallo E5 addirittura. Beh, nessuno avrebbe mai giocato a cavallo E5, per esempio avrebbe giocato B5 e niente, torre H6 con l'idea di donna H5 di mattare, giustamente. Giustamente. Ok, per esempio, sto inventando un po' di mosse. Donna H5, si arriva qui, donna H1, cavallo G1, torre H2 per attaccare qui, donna qui, ah beh sì, si perde questo, no, non si può fare, si può fare questa però. Devo fare questo, c'è ancora l'attacco qui, insomma, ah, ho capito, ho capito. Voleva praticamente creare un attacco incredibile come di questa presa ti dà situazione di parità con questa e il vantaggio. Incredibile, cioè il gioco degli scacchi sono veramente un grande mistero. Poi è chiaro che il computer è in grado di vedere cose che noi esseri umani non vediamo e non concepiamo neanche alla lontana, però cavoli, cioè partita pareggiata con la cattura così e partita vinta con questa cattura, tra l'altro veramente non so se l'avrei giocata questa in partita, anche perché questo pedone che fa? Sì, l'unica cosa è che impedisci perché controlli perfettamente questa casa. E poi c'è questa manovra giusta, giusta, giusta. A volte sono manovre semplici, vedi, però in effetti bisogna spingere, cioè bisogna attaccare. Interessante, dai, se non siete stanchi ce ne guardiamo un'altra. Partita in corso. Rapid, una che sta iniziando adesso, 2171 contro 2168, ok. Gambetto Budapest. Cattura, cattura, D5.
cavallo F3. Ragazzi, giocate piano, state giocando a 10 minuti. No, beh, dai, le prime mosse almeno ci sta a farle veloci. Cavallo F3. Cavallo C6. Ah, credo sia un errore. Credo sia un errore cavallo C6. Dopo lo analizziamo al computer, ma sono praticamente certo che sia un errore. Anche se è fastidiosa, cavallo C6 è molto fastidiosa. Sì, minacciava. Sì. Fastidiosa, adesso anche con questa inchiodatura qui, attenzione che potrebbe cadere il pedone in D4, Se il bianco non gioca bene, innanzitutto devi inchiodare, esatto, devi inchiodare anche tu, altrimenti qui alla fine. Bisogna inchiodare nella vita bisogna essere dei abili inchiodatori. Bisogna saper far tutto, muratori, scacchisti, tutto. Scacco, è donna, presumo. E su donna, cambio di donne, e bisogna catturare col re. O col cavallo. No, mamma mia che brutta. Brutta situation. Catturi con l'alfiere, col re. Sì, forse col re è in assoluto la migliore. Non si può andare là. Scherzavo. C'è questo. Non so perché il nero l'ha fatta, ma questa non è bella. Cioè questa non è buona per lui. Dopo analizziamo al computer anche questa, ma ti prego bianco, falla. Falla bianco. Falla, dai che è la tua unica opportunità di giocare di controgioco. Qui ci sta un... sì, alfiere 3. E ora ti può giocare C5. C5 così si libera dell'impedonatura. Ed è cosa buona e giusta. Ti costringe a catturare. Sviluppa l'alfiere. Ah, bella. Bel gioco. No! Potevi catturare la torre. No, vabbè, raga. Potevi catturare la torre. Voi giocate lampo, zio caro. C'è una torre sotto da 1000 anni. Buonanotte. Siamo a livelli 2002, ma perché fanno queste sviste? Poi è vero che i punteggi sull'ICS sono un po' pompati, in generale sono pompati di 150 punti, però comunque, raga, sono dei 2000 questi, Ok. Ora questi due alfieri ti voglio vedere a giocare contro questi due alfieri, Attenzione che in questi tipi di finali le torri contro questi due alfieri spesso il nero si riesce a riprendere la qualità. Che sono veramente micidiali gli alfieri, veramente micidiali. Ma è bella, questa ci sta. Ok, ovviamente l'alfiere non può catturare poiché altrimenti si perde la torre e quindi sarebbe un'ulteriore semplificazione del gioco, un cambio, cioè torre per torre, ed è quello che vuole il bianco, dato che è in vantaggio di materiale, vuole assolutamente cambiare i propri pezzi. Vediamo come se la giocherà. Qui deve essere molto bravo, probabilmente vuole andare col re in C6. C'è questo cavallo del bianco che non sta giocando affatto, sarebbe bello dargli una collocazione, ma attualmente qui non può andare. E qui c'era il suo alfiere. Ok, va bene. Ok, si minaccia questa spinta, va bene. Qui il bianco cerca di cambiare i pezzi. Il nero può fare poco, se toglie l'alfiere si cambiano le torri.
Se lascio l'alfiere sotto, si cambia l'alfiere col cavallo. Non mi vengono in mente ora idee tattiche, Vediamo un po' se... E niente, qui si cambiano, sicuramente. Sicuramente. E dopo il cambio, cavallo F5 e si minaccia questo e si perde un pedone. Che se spingi si perde H6 e l'alfiere ovviamente qui non può venire. Qui il nero si deve ritirare, ragazzi. Cioè, se perdi un pedone qui ti devi ritirare. Povero, povero. Ritirata. Ritirata. Imperterrito. Non cambiare, non cambiare. Lasciatelo cambiare. Bravo. Lasciatelo cambiare che questo pedone qui è fortissimo. Va bene. Lasciatelo cambiare. Lasciatelo cambiare. Che il pedone in B3 ti serve. Questo pedone, guardate quanto è forte, controlla l'alfiere. Grande pedoncino. Vedete la forza dei pedoni, ragazzi, la forza dei pedoni. 21 agosto, 21 agosto. Comunque, tocca al nero, ok, sì, va bene. C'è questi due alfieri, ma attenzione. Ok, il cavallo cerca di papparsi qualcos'altro e probabilmente lo farà. Poi si pappa questo, poi si pappa tutto quanto. Va bene, il re è disperato, il re cerca di fare qualcosa ma non c'è assolutamente nulla che si può fare. Attenzione, 3 pedoni passati. Beh, questo è inchiodato per ora. 3 pedoni passati e non abbandona. Come andrà a finire la partita? Potrà finire in un solo modo. In un solo modo. Anzi, io fossi in te farei lo sborone. Scacco, ti cambio l'alfiere e poi spingo. Ma proprio lo farei senza neanche pensarci. Via questi alfieri fastidiosi, via. Oh, vedi che ti rompe le scatole. Io l'avrei fatto. È sbagliato, ma l'avrei fatto. Ok, attenzione a questi alfieri che sono fastidiosi. Attenzione. Attenzione a questi alfieri. Sono molto fastidiosi. Ma puoi spingere i pedoni e fregartene ora di sti alfieri? No, perché continua a muovere sti cacchio di pezzi? Bisogna spingere questi pedoni. La vuoi una regina o no? Non la vuole la regina. E niente, gli frega niente la regina lui. E questo è un errore, ragazzi. Mi ricordo all'inizio ha abbandonato. Però questi pedoni andavano spinti. Vediamo cosa dice qui il computer. Dopo questa mossa va bene. Va bene. Va bene, va bene. Oh, e qui inizia a dire di spingere, almeno ha già cambiato idea. G4 diceva prima poco fa. Cavallo 5, qui bisogna togliere la torre. Oh, qui H4, via, si spinge, cioè non bisogna troppo ora giocare coi pezzi, eccetera, eccetera. Va bene, va bene, va bene. Ragazzi, spero che vi sia piaciuta queste partite commentate in diretta e niente, come al solito noi ci vediamo domani con un altro nuovo video. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!